È una lettera che Paolo scrive alla Chiesa di Roma, costituita da una varietà di credenti, principalmente ebrei e gentili, indirizzati ed esortati dall'Apostolo a camminare insieme. Infatti erano accomunati dagli stessi benefici della grazia di Cristo, quindi spinti, incoraggiati a crescere nella fede. Dopo aver trattato il tema del peccato e la sua universalità, infatti non c'è nessuna distinzione tra giudeo e greco, ma tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Paolo affronta anche la risposta di Dio. Quando si evidenzia una criticità, bisogna anche proporre la soluzione. La soluzione è che l'uomo ha bisogno di riconciliarsi a Dio e di questo bisogno non è neanche consapevole. Pertanto anche la consapevolezza, la presa di coscienza è un effetto della persuasione dello Spirito Santo che nell'annuncio del Vangelo produce un effetto in chi lo ascolta. Questa riconciliazione produce la pace, poi la santità, infine la libertà, infatti liberi di camminare nello Spirito. Questo è il tema che tratteremo questa sera. Liberi di camminare con Dio e nello Spirito. Il capitolo 8 ci lascerà osservare vari aspetti dell'azione efficace dello Spirito Santo. Questa sera parleremo della vita, lo Spirito è vita, lo Spirito della vita. Poi ci sarà una sezione dal versetto 14 al 17, è lo spirito di adozione, parleremo anche di adozione nelle prossime settimane. Poi ci sarà una sezione dedicata allo spirito della gloria. Infine, una celebrazione perché sicuri in Cristo. È un capitolo molto ricco, molto lungo, potrei dire anche molto gettonato dai credenti. È un testo dove si raccolgono tante rassicurazioni. Spesso nel nostro cammino con Dio, nella nostra vita di fede, siamo andati qui, dentro questo capitolo, a trovare tutte le rassicurazioni. Quindi cercheremo di trattarlo con una certa attenzione nelle varie argomentazioni. Ci siamo lasciati alle spalle il capitolo 7, che mette a fuoco la tensione tra due aspetti della nostra stessa natura, la presenza del peccato in un corpo che Paolo chiama carne, come anche una vita nuova rinnovata dallo Spirito. Pertanto questa sera l'Apostolo ci incoraggia a lavorare sulla parte più debole della nostra stessa vita, che è ancora attratta da pensieri e azioni che sono contro la volontà di Dio. E attraverso la presenza e la potenza dello Spirito Santo l'Apostolo comunica alla Chiesa di ogni tempo, da Roma possiamo dire ad oggi, le opportune soluzioni per gestire la tensione che portiamo come cristiani. Poiché giustificati in Cristo, capitolo 5, non solo siamo garantiti dagli effetti della pace, della santità e della libertà, ma aggiungo qualcosa di nuovo. Andiamo a leggere i nostri primi 11 versetti di Romani 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo.
e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Fin qui la parola del Signore. Vogliamo pregare. Signore, questa sera ti benediciamo, ti ringraziamo, perché non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. E tutti possiamo dire Amen. Ti ringraziamo per questa parola che promette e realizza un piano meraviglioso, proprio nelle persone come me e come noi che eravamo perduti e siamo stati riconciliati attraverso l'opera della croce. E questa sera vogliamo imparare a camminare nello Spirito, perché lo Spirito è vita e la vita ci indirizza alla libertà. Pertanto prepara i nostri cuori, per chi è qui presente, per chi ci ascolta, che la tua parola, Signore, possa diffondersi laddove vorrà andare per produrre un effetto di indirizzare le persone a credere, per essere adottati come figli, i figli del Padre, nel nome di Gesù. Amen. Versetto 1, lo rileggiamo. Non c'è dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. C'è un bel punto, è una frase completa. Libertà non solo dalla colpa, ma anche dal potere del peccato che era un potere schiavizzante. Paolo sta già dicendo che è possibile non essere più dominati. Infatti, attraverso la presenza e la dimora dello Spirito, possiamo camminare in una novità di vita che lascia vedere i frutti della presenza di Dio. È necessario distinguere la giustificazione dalla santificazione, ma non possono neanche essere separati. Un riformatore come Calvino nelle istituzioni affermava le seguenti parole: come Cristo non può essere diviso, così anche queste due benedizioni che insieme riceviamo in Lui sono inseparabili. Non c'è nessuna condanna. La frase si conclude in Cristo Gesù. Significa che la condanna è stata rimossa in Lui e da Lui. E se non c'è Lui nella nostra vita, quella condanna rimane. Non c'è nessuna condanna, esprime la rimozione dello smarrimento, di allontanamento da Dio, che in Cristo viene rimosso. Insomma, si sta bene nella compagnia di Dio e negli atti di grazia che ha attivato per la nostra riconciliazione. È un attacco ad ogni credo alternativo che non passa per l'opera della croce. La fede diviene solo una percezione. Spesso sentiamo dire io credo, io ho la mia fede. Bisognerebbe affermare, ma in chi credi? In chi? In te stesso? In te stessa? Nella tua idea? La religione non si costruisce. La vera religione si riceve nella conoscenza di un Dio che si rivela a noi per mezzo di Gesù Cristo. Giustificazione e santificazione sono gli effetti di una stessa opera compiuta da Cristo. Pertanto si intravede un'azione risoluta. Mi riferisco a quell'azione dello Spirito che ci consente di credere. È lo stesso Spirito che ci mette in movimento, in cammino per una nuova vita che si rinnova di giorno in giorno, caratterizzata sempre di più dalla perdita degli effetti del potere schiavizzante che aveva il peccato sulle nostre vite. Versetto 2. Perché
dirà Paolo, la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. Anche qui un'affermazione completa. Cristo perdona, Cristo santifica. Ecco cosa si nasconde dietro la frase iniziale. Ora non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché Cristo perdona e Cristo santifica. Allora potrei dire questa sera: dove sei e con chi sei? Paolo ci ricorda che quelli che sono in Cristo sperimentano un cammino diverso nonostante inciampano con gli effetti di una natura che è ancora corrotta, ma liberi nell'essere stati giustificati e santificati dalla stessa persona di Gesù. Se la giustificazione e la santificazione sono gli effetti della grazia, pur essendo distinti, provengono dalla stessa persona e dalla stessa fonte. Lo stesso è per la vita e la morte, perché morti al peccato, come anche la vita in Cristo Gesù, provengono dalla stessa persona. È sempre Gesù che ci fa morire al peccato. Ed è sempre Lui che ci fa rinascere ad una nuova vita. Versetto 2 lo vorrei rileggere. Perché la legge dello Spirito, dirà Paolo, della vita in Cristo Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato, e vedete il termine, e della morte. Sì. È lo stesso Cristo che ci fa morire al peccato come anche rinascere in una nuova alleanza. Lo Spirito ha questa forza di produrre la vita e rinnovare la vita. Infatti si chiama la legge dello Spirito della vita. Lo Spirito nella sua essenza è vita e impartisce la vita, indirizza la vita, sia quella fisica e sia quella spirituale. Ma non è proprio nelle prime parole di Genesi che troviamo la vita promossa dallo Spirito? Genesi 1, 1 e 2. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio, eccolo qui, presente, cosa fa? Fa un'azione, aleggiava sulla superficie delle acque. È già lì lo Spirito di Dio, aleggiava sulle acque, pronto a generare la vita e a dare la direzione alla vita. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Cristo, anche dal principio. Quando Dio creò il cielo e la terra, allora lo stesso lavoro è coordinato dallo Spirito di Dio che aleggiava, si muoveva, come può muoversi nelle nostre vite quando Cristo ci fa rinascere ad una nuova vita che non c'era prima. Ecco un fattore dominante. Possiamo dire che ci costringe questa volta al bene, che si pone in contrasto con quella legge del peccato che genera la morte e di cui siamo ancora attratti. Paolo parlerà molto di questa tensione tra una parte carnale ed una spirituale. Ce lo fa vedere al capitolo precedente che vorrei rileggere con voi, capitolo 7, versetti da 23 a 25. Lui vede questa lotta, la disegna questa lotta, la vive questa lotta come credente. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato, che è nelle mie membra, me infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Il testo ci descrive la sofferenza e lo stato d'animo dell'Apostolo. Anche lui combatte, è prigioniero, necessita di liberazione, ma trova le sue risposte in Gesù. Quello Spirito di Dio che aleggiava ora aleggia nei nostri cuori, si muove, fa da sentinella, vigila sulla mente, sul corpo, fornisce gli strumenti per una continua guarigione necessaria per ciascuno di noi. Questa è la meraviglia della parola di Dio, che dice la verità su di noi e su Dio stesso.
guardando dentro noi stessi, intravediamo sia la schiavitù che la libertà. Ci si rende conto che senza peccare è impossibile, ma è altrettanto vero che siamo liberi di non peccare e soprattutto liberi di non essere condannati, perché Cristo lo ha risolto alla croce. Quante cose possiamo fare in questa libertà riconquistata da Gesù? Puoi confidare sulla tua salvezza. Infatti non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. È un fatto oggettivo che determina una consapevolezza soggettiva. Puoi invocarlo in preghiera, puoi gioire in Lui, puoi lavorare per Lui, nessuno te lo impedisce. Anzi, sarà lo Spirito a chiamarti al lavoro e dirti dove andare. Questa settimana siamo stati convocati in un luogo nuovo, in una gara sportiva, perché lo sport è più di un gioco e meno di un Dio. Questo è il tema della predicazione di domenica 3 luglio. Lo sport è più di un gioco, quindi ha un significato molto importante, e Dio che in qualche modo lo ha messo nelle nostre teste attraverso la creatività, ma è meno di un Dio perché non può essere un idolo. Allora parleremo in quella occasione il rapporto tra fede e sport, vedere quali sono le connessioni e qual era l'idea di Dio. Puoi avere pace, sei sostenuto nella lotta, nel combattimento tra una natura ancora caratterizzata dalla corruzione come anche da una nuova, direi nuova di zecca, data da Cristo. Galati capitolo 5, versetto 1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. Liberi. Che parola importante, essere liberi. È una realtà vista in un giardino. Quel giardino aveva le sue dimensioni. Infatti i suoi confini erano definiti e delimitati attraverso dei fiumi. Una zona ricca di vegetazione, di alberi, di ogni bene creato da Dio nella settimana. L'uomo e la donna avevano la libertà di riprodurre quello spazio cultuale uscendo proprio da quei confini. Non è scritto da nessuna parte che dovevano rimanere lì dentro. Gesù disse: andate e fate i miei discepoli. Pensate che l'uomo e la donna non avevano lo stesso mandato? Che è un mandato culturale? Avevano la libertà di replicare l'opera di Dio secondo quel modello, e ora in Cristo siamo in grado di replicare quell'opera attraverso le nostre vite per produrre. Questo è il mandato culturale. Benedizioni in coloro che non sono ancora stati benedetti da Dio nella grazia. Versetto 3 e 4. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, ricordiamoci questo termine, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. L'affermazione che mi colpisce in un argomento ormai conosciuto a noi, spesso ripetiamo questo concetto, credo sia il seguente: Dio lo ha fatto. Dio lo ha fatto. La tua libertà, la mia libertà dipendono da questa azione risoluta di Dio che si caratterizza da due iniziative. Il testo ci dice: mandando suo figlio, primo aspetto; secondo aspetto, ha condannato il peccato. Manda suo figlio per condannare quell'intruso che era entrato in quel giardino e che ha prodotto la morte, impedendo all'uomo e alla donna di eseguire quel mandato culturale. Come può la nostra mente non andare in Genesi 22?
Genesi 22, versetto 2. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, guardate i dettagli, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là, in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Parlando con Abramo, Dio chiese di fare qualcosa. Prendi tuo figlio e offrilo. L'unigenito, quello che lui amava, avuto in età avanzata e quindi entrambi impotenti a generarlo, quale padre avrebbe potuto fare qualcosa del genere? Infatti nessuno. È il Padre Celeste che lo ha fatto. Ha offerto suo figlio in olocausto alla croce per riconquistare a sé un popolo che sia libero di camminare in una nuova vita rinnovata. Mi sono chiesto cosa ha provato Abramo a fronte di una richiesta così difficile da compiere. Siamo così protettivi nei riguardi dei nostri figli. Come potremmo accogliere una richiesta simile? Infatti, quei sentimenti che Abramo ha provato solo nella richiesta di Dio, Dio lo ha provato nell'esecuzione di quella richiesta. Ad Abramo gli ha solo chiesto, voleva misurare la fede. Nell'esecuzione di quella richiesta, perché ha fatto qualcosa per noi. Dio lo ha fatto perché eravamo impotenti a realizzare quel grande progetto. Pensate che Dio non abbia provato qualche emozione o un'emozione così forte? Credo che anche Dio abbia provato il suo dolore, la sua sofferenza. Romani 8,32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Poteva trattenerlo a sé, ma non lo ha fatto perché non ha risparmiato suo figlio. Ha dato quello che era per lui legittimo trattenere. Ha realizzato, ha fatto quello che aveva solo chiesto ad Abramo di fare. Mi sono chiesto, ma cosa ci deve ancora donare il Signore? Il testo dice che non lo ha risparmiato. Questa immagine ci indirizza alla croce, ma aggiunge anche non ci donerà forse tutte le cose con lui? Paolo sta dicendo che tutto quello che avrai di bisogno, dal giorno della tua salvezza e per ogni giorno della tua vita, ti sarà dato come dono. Perché dubitare che ci sarà dato tutto quello che ci è necessario? Come non si può amare tutta la scrittura? Come non si può comprendere che tutta la scrittura è attraversata da questo filo rosso che ci parla di Gesù, che realizza la salvezza e la porta a compimento? Ancora vorrei rileggere questo versetto 3. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Cosa significa che il figlio in carne era simile a carne di peccato? È una dichiarazione all'umanità che Gesù è venuto a noi con un corpo portando con sé una doppia natura, quella divina e quella umana, indivisibili tra loro, unite tra loro, pur conservando la loro specificità. Simile a carne di peccato e non simile ad una carne peccaminosa. Hanno fatto anche dei film, scritto dei libri, per declinarlo ad un essere peccatore. Eh sì, ci hanno provato, sposato, tante cose hanno detto su Gesù. Diversamente ci dice Paolo, Gesù simile a carne di peccato. E nella similitudine che poteva vivere, simpatizzare e comprendere la nostra sofferenza a causa della nostra impotenza. Ritorna questo termine, dirà Paolo, a cambiare e a riconciliarci a Dio.
Filippesi capitolo 2. Ma svuotò se stesso, eccolo qui Gesù, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. La legge mosaica ha messo in evidenza il peccato, lo ha nominato, anzi ha suscitato a causa del peccato a maggiori trasgressioni, proprio perché nei divieti l'uomo tende a trasgredirli di più. Almeno questo sembra una direzione. Quando c'è un divieto è più facile trasgredire. Ma quello che ci dice Paolo è che la legge è impotente a salvare, ma offriva la vita in termini futuri, escatologici. Offriva chi l'avrebbe potuta osservare? Cristo Gesù. E così noi possiamo amare oggi questa legge, perché Lui l'ha osservata per noi e non ci fa più paura, perché non dobbiamo adempierla, l'ha adempiuta Lui. E noi lo facciamo adesso come atto d'amore, di piacere di servire il Signore osservando anche quella legge. Versetti 5 fino a 8. Infatti, dirà Paolo, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Due parole che ricorrono in questi pochi versetti: pensare e bramare. Pensare e bramare. Il primo esprime la direzione del pensiero. Vado in quella direzione. L'altro invece è urlare dal desiderio. Bramo quella cosa, urlo quel desiderio. Programmazione da una parte, realizzazione dall'altra. Una unica unità caratterizzata da una semplice domanda: quale direzione prendiamo nella vita? Paolo sta parlando ai credenti? Sì, anche a loro. Il nostro spirito segue le azioni dello Spirito di Dio? Paolo sta parlando dei credenti e in un certo senso pone questa domanda: qual è la tua mentalità? Dove fissi lo sguardo? Non c'è mai stato detto qualche volta devi cambiare mentalità? A volte ci piace stare in entrambe le parti, un po' nella direzione della carne e un po' in quella dello spirito. Viviamo dei travestimenti rischiando di indossare una divisa che non corrisponde alla direzione del nostro vero sguardo. Una direzione sarà caratterizzata da inimicizia contro Dio e incapacità di piacergli. L'altra direzione beneficia della pace e soprattutto pensa in modo diverso. Pensa le cose dello Spirito. Pensare e bramare nello Spirito o pensare e bramare nella carne. Vita e pace nella prima scelta, inimicizia nella seconda. Mi sono chiesto che significa vivere nella pace. Quali implicazioni favorisce nella nostra vita? Essa ci consente di volgere lo sguardo al passato con una piena consapevolezza che i nostri peccati sono stati tutti perdonati. Per avere pace nel presente bisogna fare pace anche con il passato. E solo Cristo può farlo, quel tipo di guarigione. Non vengono più a galla, come se fossero stati solo occultati, ma la pace è uno stato d'animo che si è rassicurato anche del passato. La pace è il risultato di una piena consapevolezza di essere stati perdonati. Quante anime inquiete anche tra i credenti. La pace è l'intima certezza che tutto è stato perdonato, anche i peccati più inquietanti. Ne sapeva qualcuno che trafficava con gli schiavi nel passato e scrisse:
Amazing Grace, stupenda grazia. E parla proprio della sua anima che era nella parte più bassa. Eppure il Signore lo ha riscattato. Ma la pace ci consente anche di dare uno sguardo al presente. Anche in questa dimensione temporale ci potrebbero essere delle sacche di inquietudine, di paura. Chi ci potrà separare dall'amore di Dio? Dirà Paolo. Paolo ci lascia conoscere la tensione tra dubbio e fiducia, tra inquietudine e pace. Si sceglie ogni giorno come vivere in queste tensioni. Finché la fede di Pietro fu fissata su Gesù, egli poté camminare sulle acque. Ma quando vide il vento ebbe paura e gridò: Signore, salvami. Ecco l'immagine reale di ogni cristiano. Ed è una disciplina che ci sfida ad avere un continuo equilibrio come quello del funambolo. Non so se avete mai visto il funambolo, come si muove sulla corda. È colui che con un'asta si regge in continuo equilibrio, che gli consente di attraversare e non cadere. Se ci concentriamo su noi stessi sarà difficile sottometterci a Dio e quindi non possiamo essere da Lui controllati e corretti. Sarà una continua e repentina caduta, altro è impegnarci a camminare nello Spirito. Questo è il tema di questa sera. Lo scopo della vita umana si traduce in una piccola frase: piacere a Dio. Piacere a Dio. Riempire di gioia il cuore di Dio. Il suo cuore ha anche sofferto perché non ha trattenuto per sé il figlio, anzi lo ha dato. Siamo sempre protesi a soddisfare i nostri bisogni, ma Dio non ha fatto così. Ora Paolo conclude andando direttamente ai destinatari della lettera. Voi però, versetto 9. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. In poche parole, Paolo sta dando valore a ciascuno di loro. Tu, al contrario, possiamo dire così, non sarai così. E mi piace l'approccio apostolico, l'approccio di Paolo quando scrive le lettere, che ha una grande fiducia nei credenti e guarda sempre l'opera di Cristo nei credenti. Nonostante potrebbe vedere anche altre cose nella vita dei credenti, vede l'opera di Cristo. E quindi anche qui incomincia a dire delle cose interessanti. Non sarai così, non sei sotto il controllo della carne, ma in quello dello Spirito. Pertanto puoi piacere a Dio perché quello Spirito dimora in te. Gli effetti della giustificazione sono sufficienti anche ad orientare la nostra vecchia natura che va sempre nella direzione opposta. La riconciliazione e la pace con Dio sono solo l'inizio, per permettere anche a Cristo di vivere in noi e attraverso di noi per servire Dio. È la direzione in qualche modo del Vangelo. Voi però incoraggiare, dare fiducia, offrire gli strumenti per crescere e cambiare. Paolo sa fare anche questo. Attraverso il suo piano per rimuovere il peccato e l'ira, Dio ha preparato la strada al suo più grande disegno per noi, nel quale disegno siamo parte attiva perché possiamo pensare e bramare, come abbiamo visto prima, secondo lo Spirito che è vita. Il rapporto tra causa ed effetto è ciò che si aspetta Paolo dai credenti, ai quali indirizza questa corrispondenza. La resurrezione di Cristo è la causa e il suo effetto è la resurrezione dei credenti. Perciò c'è un effetto che Dio vuole vedere nelle nostre vite. Non ho dato alla regia questo versetto, ma lo leggo per voi tutti. Se siamo figli, dirà Paolo più avanti, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo.
se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. I figli sono anche eredi dei propri genitori. Noi lo siamo di Dio, che è nostro Padre, e coeredi perché Cristo è anche suo Figlio. Non so quale migliore notizia ci possa essere anche per te questa sera. Come la rosa ha le sue spine, si accetta anche il sacrificio, la rinuncia. Soffriamo con Lui, significa che nello stesso modo come Lui ha dato una direzione a questo mondo perduto che lo ha condannato, anche noi prendiamo con Lui le conseguenze di annunciare un Vangelo che accusa le coscienze, è vero, il Vangelo accusa le coscienze, ma anche le libera nella grazia. E la mia preghiera e la nostra preghiera per te che ci ascolti questa sera, che il Vangelo possa liberarti, possa darti questa libertà che solo Cristo può dare. Buona serata e Dio ti benedica.